Voltiamo pagina, quarta tappa dei giovedì. Prima di tutto la rassegna di incontri voluti da Prima Cassa, che ieri sera ha toccato la Casa della Gioventù di Buia. Tema della serata: l'informazione, oggi veloce e libera, ma spesso anche pericolosa. A parlarne sono saliti sul palco il vice direttore di Open David Puente, la creativa Rosy Russo e l'influencer della Grappa Francesca Bardelli Nonino. Giuseppe Graffi Brunoro, presidente di Prima Cassa, siamo giunti al quarto appuntamento dei giovedì. Oggi il tema è particolarmente sentito, l'informazione che ai tempi di internet è veloce, è digitale, però può essere anche pericolosa. Esatto, diciamo che abbiamo pensato a questo argomento proprio perché di fronte a quanto è accaduto negli ultimi 10-15 anni, in cui abbiamo visto che gradualmente la gente perde anche la fiducia nei confronti dei media e dell'informazione, perché dentro c'è di tutto, l'unico modo che una banca come la nostra può avere è quello per far fronte a questo calo di fiducia, è quello di crescere la consapevolezza delle persone, metterle in condizioni di essere preparati di fronte alle informazioni, che ce ne arrivano sempre tante, forse troppe, tutte insieme, e rispetto alle quali tendiamo ad andare alla ricerca di ciò che ci convince, ciò che è già coerente con il nostro pensiero sui social, dimenticando che qualche volta sarebbe opportuno andare alla ricerca di opinioni differenti dalle nostre, attivare una sana dialettica che ci porta ad accrescere il nostro spirito critico e che secondo noi favorisce anche una crescita della società e della democrazia del nostro Paese. E per parlare di informazione, oggi qui alla Casa della Gioventù di Buia è stato chiamato David Puente, vice direttore di Open, che è uno dei soggetti certificati per fare il fact checking e per decidere se un'informazione è una fake news oppure è un'informazione veritiera. Quali sono le difficoltà che state incontrando in questa attività? Guarda, il fatto è che comunque ci sono molte informazioni, fino a troppe fonti di diverso tipo, c'è molta confusione, la cosiddetta infodemia, cioè noi abbiamo troppe fonti da dover analizzare, e poi c'è anche il problema della fretta, un classico del giornalismo odierno in cui bisogna arrivare per primi assolutamente, perché altrimenti si è tardi. E il nostro lavoro purtroppo è un lavoro un po' più lento, noi dobbiamo esaminare, controllare, verificare, no? E poi non è che decidiamo noi cosa è vero e cosa è falso, sono i fatti che lo decidono, quindi noi parliamo attraverso quelli. Francesca Bardelli Nonino, influencer della Grappa, cosa vuol dire comunicare sui social media? Allora, secondo me comunicare sui social media vuol dire creare valore per qualcosa, nel senso che alla fine la comunicazione ha senso se si ha un obiettivo. Gli obiettivi possono essere tanti, nel mio caso era quello di far innamorare gli italiani della Grappa quanto lo sono io, perché è il distillato italiano per eccellenza e meritava di essere riscoperta, e anche perché c'è una storia di oltre 125 anni, noi facciamo Grappa dal 1897 e quest'anno per noi sarà un anno molto importante perché la rivoluzione Nonino della prima Grappa Monovitigno fa 50 anni, perciò grandi festeggiamenti. Rosy Russo, presidente di Parole Ostili, un progetto che parla di cittadinanza digitale e anche dell'odio sul web. Ma c'è davvero così tanto odio sul web? A prima vista si direbbe di sì. In effetti sì. In effetti l'odio c'è, in realtà sono le persone con le loro fatiche, con le loro difficoltà, che tante volte portano quello che è offline, lo portano anche online. Dopo ci sono tutta una serie, come dire, di dinamiche che subentrano in rete. Il fatto è che probabilmente ci vorrebbe, ed è questo un po' il lavoro che sta facendo Parole Ostili, lavorare più sulla consapevolezza delle persone, di cosa significa abitare la rete. Mi piace dire che la rete in fondo è la stanza che ciascuno di noi ha in più nella sua vita. Ultimamente dobbiamo fare i conti con questa stanza, ce l'hanno i nostri figli, ce l'abbiamo noi, ce l'hanno i nostri genitori, e in quella stanza succedono tante cose. Allora se tu sai abitare quella stanza, la sai governare, sai cosa c'è dentro e come gestire le cose, allora ecco, certe cose possono anche non succedere.